Ecco la nuova Miss Friuli Venezia Giulia, si chiama Martina Floreani, ha 20 anni, studia a Trieste all'università. Ho detto tutto? Sì, studio economia e commercio internazionale, sono di Fauniacco di Martignacco. Una furlane. Sì, io sono in Furlane. Allora, fresca di nomina, come ha passato la prima notte da vincitrice, da regina? Beh, ho festeggiato con tutti i miei amici che sono venuti a fare il tifo per me all'arena e niente, abbiamo brindato e poi tutti a casa a dormire. Molte ragazze come te hanno l'ambizione di lavorare nel mondo dello spettacolo, è così anche per te? Sicuramente è una delle mie ambizioni, però sono cosciente e consapevole del fatto che è un mondo difficile, quindi cerco di continuare gli studi. Però ci sarà un piano B se nel mondo dello spettacolo tu non riuscissi a sfondare? Il percorso naturale dei miei studi sarebbe quello di diventare una commercialista, però diciamo che mi piacerebbe anche l'esperienza dell'insegnamento, mi piacerebbe diventare un insegnante. Passioni? Beh, la danza. Poi? Poi mi piace leggere, camminare col cane, mangiare, dormire, le solite cose, diciamo, vivere la vita quotidiana. Prossima domanda sarà di economia aziendale. Qual è la soluzione per il debito pubblico dell'Italia? Se un domani dovessi diventare un ministro del tesoro, chissà, potrei trovare una soluzione. Infatti Tremonti non l'ha trovata ancora. Beh, me lo auguro che la trovi al più presto. Che cos'è un'agenzia di rating? Passaparola. Qual è la quota massima di deducibilità sugli interessi passivi in una società di capitale? Allora, la risposta te la dico io, 30% sul risultato operativo lordo. In bocca al lupo per Salsomaggiore. Crepi